Ciao, buongiorno. Allora, oggi inizio con una breve storia triste. Siamo in Croazia, abbiamo già fatto un centinaio di chilometri e io ho appena cancellato tutti i video che ho fatto da stamattina a Trieste fino a questo punto. Stiamo andando a Parenzo, abbiamo fatto un pezzo della Parenzana, poi abbiamo seguito la costa e adesso ci mancano gli ultimi 25 km per arrivare all'albergo nella zona di Parenzo. E ci siamo fermati a Cittànova per una birretta. Io volevo cancellare qualche clip inutile e le ho cancellate tutte. Allora, piccolo recap della situazione. Stamattina siamo partiti da Trieste con l'idea di arrivare a Parenzo attraverso un tratto della Parenzana. Poi dopo, circa un po' prima di Umago, abbiamo abbandonato il percorso della Parenzana per fare un tratto lungo la costa. Poi domani mattina, adesso arriveremo a Parenzo, ci fermeremo e domani mattina seguiremo la ciclovia Parenzana per rientrare a Trieste. Bene, allora abbiamo appena passato Parenzo e adesso stiamo andando un po' verso l'entroterra, in quanto l'albergo ce l'abbiamo un po' più in dentro sulla Parenzana, sulla traccia ufficiale che domani per l'appunto seguiremo. Quindi abbiamo fatto circa 120 km e adesso finalmente arriviamo. Devo dire che inizio a essere un po' stanco, comunque felice perché è stato un bellissimo giro. Abbiamo attraversato paesaggi molto belli, difatti mi dispiace un sacco di aver cancellato in modo stupido tutte le clip. Vabbè, vediamo domani, speriamo insomma un pezzettino sarà simile a quello di oggi, quindi riuscirò a farti vedere qualcosa, dai, anche domani. Ora arriviamo in hotel, faremo la doccia e poi probabilmente andiamo a cena. Abbiamo prenotato un posto vicino all'albergo e dopo, ma insomma penso che andremo a dormire abbastanza presto. Ci berremo 2 birrette tra l'albergo e il ristorante e poi andando presto che domani ci aspettano altri 130 km per tornare a Trieste lungo tutto il percorso ufficiale della Parenzana. Quindi ora io ti saluto e ci vediamo domani mattina. Ciao! Buongiorno, allora sono le 9:20, siamo ripartiti dal piccolo paesino di Filippini dove abbiamo dormito stanotte. Ieri sera poi siamo arrivati, siamo entrati in albergo, abbiamo fatto la doccia e poi siamo andati a mangiare qui in un paese vicino, molto bene, pesce, carne, molto ospitali, è stata proprio una bella cena. Poi siamo rientrati, stamattina colazione, abbiamo ricaricato le bici, adesso ripartiamo. Stiamo seguendo questa strada bianca che ci porterà verso il tracciato ufficiale della Parenzana che percorreremo per rientrare a Trieste.
Bene, abbiamo percorso circa 12 km, tratti anche abbastanza scassati, ma estremamente belli. Qui in alcune zone c'è una terra di un colore rosso ocra, bellissimo, e poi oggi col cielo sereno fa un bellissimo contrasto. E adesso, dopo appunto 12 km, siamo entrati sul percorso ufficiale della Parenzana, abbiamo iniziato a vedere i cartelli e quindi adesso iniziamo quello che è il percorso ufficiale della Parenzana. Questa qui dietro di me è Montona, che è questo paesino abbarbicato sulla collina. Noi non ci saliamo, praticamente adesso lo aggiriamo proseguendo sempre sulla Parenzana. Siamo a circa 35 km, sarà almeno da una decina che siamo in costante discesa. Su questo sterrato molto bello, in alcuni tratti molto scorrevole, in altri un po' scassato. Infatti bisogna stare parecchio attenti perché andiamo giù 25, 27, 30 all'ora senza problemi e poi di colpo ci sono quasi delle pietraie e pertanto bisogna guidare con attenzione, però è estremamente divertente, è molto bello. Poi ci sono questi pezzi scavati nella roccia, questo tratto è veramente divertente e per fortuna che lo facciamo in questa direzione, quindi in discesa. Tra un po', appena avremo aggirato Montona, che adesso guardate che spettacolo, adesso ce l'abbiamo proprio davanti. Dicevo, superata Montona, girata Montona, purtroppo dovremo risalire per 250 o 300 metri di dislivello, però per il momento veramente fighissimo. Bene, siamo ripartiti, abbiamo fatto la sosta a Grisignana, molto carino, il centro storico molto bello, tutte le casette in pietra, tutte vicino, davvero molto caratteristico. Ci siamo mangiati una pizza, una Radler e adesso siamo pronti a fare praticamente metà dei chilometri che mancano, perché siamo solo a metà. Allora, abbiamo terminato il tratto in discesa, siamo venuti giù fortissimo, tratti sempre in leggera discesa, saremo sull'1-2%, 3%, però pedalando giù fortissimo, anche 30-36 all'ora. E difatti abbiamo fatto più di 20 km in forse poco meno di un'ora. Adesso siamo a 86 km, abbiamo passato il confine, siamo in Slovenia. Ora siamo in un bellissimo tratto poco prima di Porto Rose, che adesso tra l'altro c'è una salita, vabbè. E questa è una salina, adesso non si vede più niente, eccola qua.
È una salina che tra l'altro si può anche visitare, molto molto grande. Noi praticamente siamo scesi da quella montagna lì. Allora, passata Isola, su questa bellissima ciclopedonale che costeggia la costa, prima di Capodistria c'è un punto sosta con distributori automatici di bibite e cose varie, quindi abbiamo fatto un'altra piccola sosta. Siamo arrivati a 103 km circa, dobbiamo arrivare a 130, abbiamo ancora un po' di dislivello, adesso tra Capodistria e Muggia dobbiamo salire ancora un po'. Vediamo se riusciamo ad arrivare per le 7, c'è un treno, ma probabilmente ci toccherà prendere quello delle 8. È veramente un delirio riuscire a passare dalla zona di Servola alla stazione senza andare su o strade super trafficate o sulle superstrade. Quindi abbiamo fatto un giro assurdo con salitone devastanti, su e giù, sali, scendi, devia, cambia, giro. E adesso a quanto pare abbiamo imboccato la strada giusta, qui c'è anche una specie di ciclopedonale e tra poco dovremo essere in piazza Unità, dove ci fermeremo a bere una birra perché ormai il treno delle 7 è appena partito e quindi il prossimo alle 8:30. Però è veramente un delirio, cioè a sto punto io onestamente sconsiglio di partire da Trieste, molto meglio arrivare a Muggia e da lì prendere la motonave. Bene, dopo 135 km il giro termina con questa epopea per arrivare in stazione. Intanto c'è stata una birretta in piazza Unità. Il giro è molto bello, un po' faticoso perché il tratto di Parenzana ha certi tratti di ghiaia molto grossa, quindi con le gravel siamo un po' al limite. Io ho un 45, sono riuscito ad andare in certi punti, però era molto fastidioso, soprattutto per i colpi alla schiena. Sicuramente con una mountain bike è più facile. Allora, come sempre, guarda in descrizione, troverai sia il giro su Strava che ho fatto e poi lascio le due tracce delle due giornate. La prima giornata da Trieste su fino con la ciclovia Cottur a Bagnoli della Rosandra, non è necessario farlo, però non è male, fai un po' di dislivello in più, allunghi la strada, però non è male per evitare il casino di Trieste per entrare e uscire. Però il mio consiglio è prendere il traghetto, il Delfino Verde da Trieste a Muggia, così ci si evita il casino di uscire da Trieste. Quindi le tracce le trovi caricate sul Drive, su Strava trovi il giro dei 2 giorni. Io ti ringrazio per avermi seguito, spero che il video ti sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!